Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con la rubrica Io non so di tappo, dedicata ai vini che hanno scelto un tappo sostenibile innovativo della linea Namacorp di Vinventions. Oggi andiamo in Toscana e precisamente nel Chianti Classico alla scoperta del barone Ricasoli e del suo rosato IGT Albia. Partendo probabilmente dalla Puglia, molto velocemente i rosati si sono diffusi lungo tutto lo stivale, divenendo in alcune regioni italiane dei veri e propri vini icona, grazie al proprio fascino e alla grande versatilità. In Toscana i rosati non hanno tradizioni antichissime come i magnifici rossi e i sempre più apprezzati bianchi, ma oggi la produzione di questi vini poliedrici ha sedotto tutte le zone vitivinicole toscane più importanti, raggiungendo talvolta risultati molto convincenti e lanciando un trend tutto in ascesa. I vini rosati toscani vengono assemblati per lo più con il Sangiovese, il vitigno adattabile e versatile che ha fatto la storia del vino in Toscana. Nei rosé quest'uva esprime tutta la sua freschezza e fragranza, conferendo delicate note fruttate e sentori leggermente erbacei. I rosati toscani danno spesso risultati molto interessanti, affiancando al Sangiovese una percentuale di vitigni internazionali, come nel caso d'Albia di Ricasoli che ha scelto il Merlot. Questo rosato nasce nella zona del Chianti Classico e in particolare nel comune di Gaiola in Chianti, dove sorge proprio il castello di Broglio, circondato dalle sue terre. Si tratta di un angolo incontaminato della Toscana centrale, tra morbide colline, valli vellutate e fitti boschi di querce e castagne, dove la purezza e la bellezza del paesaggio sono il frutto di un duro e sapiente lavoro, portato avanti generazione dopo generazione. I 1200 ettari della proprietà sono un inno alla biodiversità. Il 70% di questa grande superficie è coperto da boschi e macchia mediterranea, caratterizzati da una straordinaria varietà di specie animali e vegetali. Un enorme polmone verde che viene mantenuto oggi così come da tradizione secolare, attraversato da strade bianche, viali di cipressi e muretti a secco, nel pieno rispetto dell'antica cultura contadina di questi luoghi e della tradizione chiantigiana. E ora andiamo a conoscere meglio la cantina Ricasoli. Storia, tradizione e prestigio, ecco le tre parole chiave che potrebbero riassumere l'azienda Barone Ricasoli, una fra le realtà più antiche all'interno del panorama del vino italiano. La famiglia Ricasoli è legata al mondo della viticoltura sin dal lontano 1141, anno in cui il castello di Broglio divenne di proprietà della famiglia. Nel corso dei secoli il castello ha subito assalti e distruzioni in numerose battaglie storiche. Ma oggi il maniero, più volte ricostruito e modificato, affascina ancora di più portando i segni delle diverse epoche, dai bastioni fortificati di stampo medievale agli inserimenti del romanico e del neogotico, sino alle specificità dell'Ottocento toscano. I Ricasoli si dedicarono per primi allo sviluppo dell'agricoltura e dei vigneti, intuendo il grande potenziale di queste terre. Già all'inizio del Seicento si hanno testimonianze delle esportazioni effettuate verso Olanda e Inghilterra, mentre agli inizi del Novecento le bottiglie iniziavano i primi viaggi verso l'Oriente. La storia dell'azienda è indissolubilmente poi legata in particolare al barone Bettino Ricasoli, creatore di uno dei prodotti della Toscana che oggi riscuote più successo in tutto il mondo, il Chianti. Intorno al 1830 iniziò le sperimentazioni di un vino che, nella sua mente, doveva essere in grado di reggere il confronto con i grandi cugini francesi. Dopo circa 30 anni di tentativi, Bettino creò una vera e propria ricetta del Chianti classico, che metteva ovviamente al centro di tutto il Sangiovese. Dal 1993 l'azienda, guidata dal pronipote Francesco Ricasoli, è una delle più rappresentative del terroir del Chianti classico, con circa 1200 ettari di proprietà, di cui 26 coltivati a olivo e 240 con diverse tipologie di vitigni, sia autoctoni che internazionali, per realizzare prodotti unici e identitari che rappresentano nel mondo la storia del vino italiano di qualità. E ora andiamo a scoprirlo nel bicchiere.
Il Toscana Rosé IGT Albia nasce dalla vinificazione di uve Sangiovese e Merlot, raccolte un pochino in anticipo appositamente per questo vino. Le uve vengono poi pigiate in maniera soffice e il mosto ottenuto è lasciato a contatto con bucce e vinaccioli a macerare per un tempo brevissimo, proprio al fine di ottenere questo elegante colore rosa molto tenue, leggero e trasparente. Fermenta poi e affina in acciaio per ottenere un prodotto giovane e schietto in cui i lievi profumi fruttati e floreali con le caratteristiche note di viola e sambuco si mescolano ad una gradevole sapidità in bocca. Il finale è lungo, piacevole e persistente. È consigliato servirlo fresco ma non freddo, proprio per cogliere profumi fruttati e floreali e apprezzare la sua piacevolezza immediata. È poi ideale per abbinarlo a piatti a base di pesce e crostacei, crudité di mare, aragoste, tartar di tonno e salmone, fino ai piatti della tradizione come caciucco, baccalà alla livornese e anguilla. Ma questo vino si presta anche ad abbinamenti meno classici, sapendo esaltare preparazioni più elaborate a base di pasta fresca, funghi, arrosto di coniglio, cannellini al fiasco, vellutata di fave e bietole o zuppa di farro, che sono solo alcuni esempi di perfetti piatti toscani da abbinare a un rosato. E ora vediamo perché ha scelto un tappo di Inventions. La scelta del tappo Select Green 100 sul vino Albia rosato è stata valutata nel tempo con prove di comparazione dalle quali hanno rilevato che la chiusura di Inventions è risultata essere la più rispettosa, sia dal punto di vista qualitativo che come omogeneità gustativa ed evolutiva.